Mercato del pesce. Non è molto, però in compenso ci dà una mano a sistemare. Io direi di questo qua magazzino, magazzino, magazzino. Questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui, poi andiamo di là e vediamo se ha già degli altri. Uno ce l'ha. Allora, non è molto, ma è sempre meglio. Ma ce ne mancano parecchi. Ce ne mancano 3 lì e 4 lì. No, aspetta. Io direi di fare una robetta di sto genere. Adesso lasciamo questa zona qui e andiamo qui perché non trovo. Anzi no, proviamo ad andare in queste isolette qui. Prima proviamo ad andare in quelle isolette lì e vediamo se troviamo qualcosa. Non mi passa altro per la testa sinceramente, che non abbiamo lasciato qualcosa per strada. La nostra barchetta multifunzione. Sì, aspetta che devo andare, questi qua dietro io devo andare. Ma c'era qualcosa o qualcuno o sbaglio? Mi sembrava di aver visto una persona, può essere. Ah, eccolo qua, vedi. La figura incappucciata, essa attende il tuo arrivo, mentre il vento muove la sua veste rosso vermiglio. Pescatore, servi. La voce proveniente dal cappuccio squarcia l'aria umida. Consegna il contenitore. La figura incappucciata produce una vecchia pergamena. Indica una sagoma e si è raffigurata, una brodola. Sì, ma il problema è che io ecco qua. Vabbè, te la pesco e poi te la porto. Il problema è che non mi ricordo dove siano. È giusto per di là? Sì. Forse la troviamo anche qui. No. Ovviamente bisogna andare qui magari. No. Mi sa che è qua vicino però. No. No, non è neanche questo. No, non è neanche questo. Guarda, se mi lasciano andare via, proprio ti attaccano senza pietà, eh. Lasciate andare, per favore. L'ho appena venduto alla brodola. E qui magari? No.
Dove vado in cerca di una brodola? Qui? No. No, no, aspetta, via, 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 su un... Neanche qui. Ci ha rovinato qualcosa, sì, parecchia roba anche. È un pesce notturno allora sta. Eccola qui, l'ho trovata. Bene. Adesso dobbiamo andare nelle isole qua. Però io quasi quasi mi fermerei un attimo qui a riposare. Riposa e... giusto per di qui. Eccolo qui. La persona deve veste un pugnale da cerimonia, incide il pesce tagliando nel cuore, poi lo posiziona sul piedistallo di fronte, rovescia il cielo. Un altro sagomo su un'altra pergamena, assomiglia a un pesce vela. E lo cazzo vado a prenderlo io il pesce vela. Cioè, enciclopedia. Adesso vamo da spinare. Dove vado a prenderlo io un pesce vela? Ferro, granchio, aragosta. Sì, ma ti domandano di quelle cose che sono assurde. Beh, intanto facciamo un giretto qua intorno che non vediamo qualcosa. Che non lasciamo qualcosa indietro. Di mezzo non ci passo, mi dispiace. Ho fatto il giro, va bene. Ritorniamo a casuccia. Non è il massimo, almeno ci prendiamo un paio di pesciolini che li vendiamo, perché sennò restiamo a secco in termini economici almeno. Oh guarda, finalmente vediamo se riusciamo a prenderlo. Bene, esaurita. Allora ritorniamo a casuccia, sempre dritto. Come cazzo devo metterlo questo?
Scrivetemi sotto nei commenti dove posso prendere quel pesciolone lì, perché non mi ricordo, non so neanche se l'ho mai pescato. Allora, mercato del pesce. Allora, cantiere. Vedi, ci ricaviamo anche con poco. Anzi, direi di riposarci qualche ora, no? Tanto. È più che sufficiente. Come stiamo andando verso punta acciaio? No. Qui c'è qualcosa. Non è chissà cosa, però dai, meglio di niente. Ma cos'è sto qua? Che pesce è che non mi ricordo? Bah. Ah, pesce topo questo è. Bene, abbiamo preso una specie, una nuova specie. Dopo ce n'era un altro qui vicino, ma non ricordo. Ma viene fuori solo di notte magari. Ah, esaurita. Dove possiamo andare? Qui. Io devo prendere quel pesce bastardo, perché è un pesce bastardo. Attività, devo prendere. Trova le tue volette, vabbè. Collezionista. Il carillon, eccolo qua, l'anello. Ho trovato. E trova la collana, l'orologio, spina del diavolo. Non so se ce la faremo mai, ma dovete darmi la mano, ragazzi. Illumina le 3 statue. Trovo una casa il cane. Potrei cercare una casa. Sì, ma dov'è che mi ha portato? Quello non lo so. Rarità marine, pesca un pesce a remo. Cioè. Vediamo se riusciamo a fare il pesce veglia. Enciclopedia. Sto qua non so che pesce sia. Pesce veglia, che sia questo. Va. Oceanico. Aragosta. Io penso sia questo il pesce velo, c'è proprio l'ultimo di giorno con la canna, mare aperto. Grazie al caso, vabbè. Dico la verità, ragazzi, non so più dove sbattere la testa. Qua c'è da pescare, vediamo se troviamo qualcosa. Solito pesciolino, niente di che. E intanto racimuliamo, cosa vuoi che ti dica?
Un altro possiamo prendere. Ah, guarda. Non ci sta più niente. A meno che questo qui non lo metta. Non è molto, ma è sempre. Allora, ritorniamo di nuovo qui. Che dopo prendiamo su anche tutti i granchi, vendiamo anche quelli. Qualcosa, frutturano anche quelli. Cioè ci siamo arrivati dentro. Vendiamo tutto, abbiamo preso 400, bene. E io direi questi metterli in stiva. E anche questi. Lasciamo, prendiamo le ultime cose qui. E poi abbiamo l'ultimo, che non ci sta un cazzo. Ovviamente mi tocca fare un altro giro. Sono granchi piuttosto giganti. Vendi e vendi. Non abbiamo preso un cazzo, però non me ne faccio neanche più niente, mi sa. Questa qui sì. Ci abbiamo metta stiva per 2 granchi. Sì, le nasse, va bene, allora dopo. Questa qui componente 8 dollari, non importa, via. Intanto abbiamo guadagnato un altro millino tra una roba e l'altra. Adesso però mi riposo e poi andiamo nelle altre isole qui vicino. Che si trova è quella qui. Andiamo qui perché sennò cioè qua non so cosa va messo, dico la verità, non ne ho la minima idea e allora andiamo avanti. Però adesso ora che mi fai pensare, c'era qua, non mi ricordo dove era, è l'isola di Roccanera, può essere. Anzi, andiamo secondo il tempio antico, voglio vedere una cosa. Cioè, questo gioco è bello e non è che non sia bello, però dovete capire. Statue. Un crogiolo di pietra vuoto. Ma vuoi vedere che vanno qui il mio magazzino? Vuoi che vanno qua? Allo stiva. Allo stiva. A questo punto mi viene da pensare che vadano qui. Ah, le vampe vanno in statua, bene. Facciamo qui al centro. Ci manca la terza che è l'altro là, ma qua nessuna perché... Anzi. Fanatico, che c'è? Sto cercando i cimeli sommersi qua. Ci meglio detto forse, come questo? Estrae un antico orologio toschino, la salsedine crepita fervente nell'aria circostante.
A- Attrae anche te, vedo. Ha trovato durante il mio rito un'iniziazione mentre ero alla ricerca di potenti creature. Ma quando l'ho recuperato ho indebolito il mio spirito, ma con il tempo ho imparato a apprezzare la sua singolare linfa. E così farai anche tu. Dopo ritornerai sarai tu a portarlo con te. C'è altro. Ho acceso alcune fiamme, le ho notato, ma non possiamo proseguire al buio, hanno accese tutte e tre. Vai, grazie al cazzo, ma... Solito deve accedere i corridoi per circondare tra fiamme mistiche. Riceve altre fonti di luce nei tre santuari degli abissi, sono sparsi poco lontano da qui. La pergamena l'ho trovata alla fine della mia vita precedente, l'aveva portata a riva al mare con tutti i grandi doni. Mi ci è voluto tempo a decifrare le rune, parla di un portale incomprensibile. E quei pesci deformi che le hanno oltrepassato la loro polpa rappresenta una sorta di chiave. L'esilio degli impostori, di fallimenti che deridono gli abissi. A suo tempo ho provato a correggere i loro modi di vivere, purtroppo ben presto ho notato che avevano perduto la rotta. Così li ho lasciati nelle loro fame senza fine. Sì, beh, sono un po' un pazzo schizofrenico, ma... Quali incisioni? Ah, questi qua non li ho. L'incisione figa un banco di piccoli pesci che circondano le imbarcazioni. I bambini affamati da soli sono niente insieme, le evocano. Ah. Sotto queste parole qualcuno ha aggiunto la nota, in fretta. Non lasciare che ti prendano, bruciali. E come faccio a bruciarli? La colonna di pietra del tempio presenta incisioni fulminanti. Ah, vai. L'enorme bestia senza occhi. L'incisione raffigura una grossa bestia senza occhi cancellati. La madre cieca, quando gli affamati non possono mangiare, gli si avvicina. Sotto queste parole qualcuno ha aggiunto una nota, in fretta e furia. È cieca, ma sente tutti i bambini da evitare a ogni costo. Ah, va bene. Dico, va bene, incisioni. L'ultimo, l'incisione raffigura un gorgogliante sorgente idrotermale, l'alito della salvezza, brucia coloro che hanno cattive intenzioni, soltanto i puri rimangono. Protezione, segui il magma, trovali. Ma un po' enigmatico, Allora, segui il magma. Cioè, praticamente il magma è questo. Ah, bene, bene, adesso l'ho capita. Non ti avvicini a bastardo adesso. Ah, è fermo. Cioè, è fermo e chiuso. Cosa ho rotto? Mamma. Via, 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 va via. Pesca ridotta, vabbè. L'importante è che tiri su qualcosa.
Vabbè, niente. Ci manca la roba da mettere qui che non so cosa ci vada messo e non so neanche dove trovarla, e quello è il punto. Allora io direi, peschiamo anche questo, tanto visto che ci siamo. Squalo fantasma, no, cos'è che ci aveva chiesto che non mi ricordo? Attività, no, un pesce vela. Vabbè, io do cazzo vado a prenderlo il pesce vela, me lo spiegate? No, non è neanche qui. Ma chissà dov'è, c'è. Ma chissà dov'è sto pesce, c'è. Beh, adesso abbiamo anche questo come punto di riferimento, cioè. Qui cosa abbiamo? Roba che non ci serve più. No. Averlo saputo prima, che mi bastava andare sopra alle parti vulcaniche per farle allontanare. Sai quanto avrei risparmiato fino adesso. Mercato del pesce. Vendiamo, bene. Poi andiamo, cantiere. Sì. Vedi, ci raccaviamo anche con poco. Poi andiamo al mio magazzino, no. Al bacino galleggiante, neanche. No, è sempre il cantiere, vero? Vediamo se ci ha, ecco, abbiamo un altro di questo che adesso andiamo a utilizzare per le 3, ce ne mancano 3 anche qui. Io direi di fare, okay. Le nassi le abbiamo fatte tutte, qua le abbiamo fatte tutte. Bene, andiamo a Nanna. Però devo capire, intanto devo tornare indietro. Andiamo a Punta Acciaio intanto. Il pesce vela non so dove sia, che sia questo, non credo. Pesce topo infatti è scarta. A me serve il pesce vela, non so dove sia, non so neanche come pescarlo, cioè, non so se è costiero, vulcanico, se è quello che è, cioè proprio non ho punti di riferimento. Là c'è da pescare intanto. E questo qui non credo. Pesce topo, via. Anche questo. No, aspetta un attimo. No, io devo andare esattamente per qua. Giusto qui. Qui cosa abbiamo? Oceanico. No. Ah beh, ma tanto sono pezzi di ricambio, anche se c'è il pesce. E qui c'è un'isoletta e non mi sa che non c'è un cazzo. Qui abbiamo questo. Cos'è una larazza comune? Qui cosa abbiamo? Un squalo? Cosa abbiamo qui? Oceanico. Niente, via.
Via. Allora, il posto da fermarsi è lì. Che non mi ricordo mai. Sì, qui. Qui cosa abbiamo? Oh, peschiamo anche questo, vediamo cosa viene fuori. La platessa del golfo, va bene, mi interessa. Ci fermiamo un attimo qui. Che c'era qua che non ricordo. Villa in rovina. Che c'è? Il problema è... No, niente. Andiamo via. Andiamo a Midol allora. Ho capito io che è abbondante, ma... Aspetta. Ah, dietro quest'isola qua. Anche lì... Come si fa? Ah, qua si può farla esplodere. Ah, ci sono dei pezzi da vendere là. Adesso li ho visti. Vabbè, adesso ci fermiamo, quindi. Mamma che risico. Fast and Furious Tokyo Drift. Pescivendolo. Non è molto, ma va bene. Poi andiamo alla maestra d'ascia. Sì, ma questo non vende un cazzo. Lasciamo e andiamo dall'altra parte a dove dovevamo andare all'inizio. Commerciante. Magazzino. Abbiamo questo. Questo qui. Certo. No. Il cane dove cazzo va? Dove cazzo va il cane? Non si sa. Facciamo un po' di ordine. Non mi ricordo chi devo portare sta roba, ragazzi. Non me lo ricordo. Qualcuno può scrivermelo sotto, per favore, perché veramente non ne ho la minima. Ho fatto talmente troppe robe che non mi ricordo dove vanno. Anzi, sai che faccio? Adesso dormo. Andiamo all'isola di Rocca Nera. È là che c'è qualcosa, magari. Villa in rovina. No. No, questo era dove eravamo prima, vero. Andiamo a Punta Acciaio allora. Tanto facciamo presto, abbiamo super mega iper turbo. Andiamo ovunque. O quasi. No, là c'era semplicemente...
La costruttrice. Basta, non c'è. Allora proviamo ad andare. Proviamo ad andare a Ingfell. A sto punto. A sto punto mi viene da dire andiamo lì. Cioè non è che abbia. Qui c'era qualcuno, non mi ricordo. Ah, Sinker, ti prego, aiutami, rumore vento, Sazi la fama. Anche questo. Cos'è che non mi ricordo? Un sgombro australe. Faremo. Intanto ho altre priorità, sinceramente. Giusto? No, bisogna andare per di qua. Giusto? Giustissimo. Aspetta, qui c'è. Ah, grottesco questo è. Ah, sgombro. Ara. Sgombro australe? Perfetto, allora te lo porto. Visto che l'ho pescato, te lo porto. Allora, dai. Solo perché sei tu, dai. Andiamo dentro per di qui. Non eri qui. Ma dove cazzo sei, scusa? Eri qui. Non era qui. Dove cazzo è andato adesso? Mamma mia, cerchi una cosa, non la trovi. O era nelle. Ah no, forse era nelle isole là. Molto probabile. Qua cosa c'è? Ma vai a quel paese, dai, ti sfioro. Ma vai a quel paese. No, qua mi sa. Cassetti. Qua mi sa che abbiamo. Adesso glielo porto se mi ricordassi dov'è magari. Ma non mi ricordo dov'è sto personaggio. Intanto facciamo la notte qui, dai. Fotografa. No. Riposa. Allora, neanche pensato di guardare. Cos'è che ho rovinato come abbiamo preso? Ma dove cazzo era sto personaggio? Cioè, era qui magari. No? Forse stai qua più avanti?
Eccolo qui. Questo qui. Sto vedendo il cuore perché c'è ancora fame. Uno sgombro tigrato. E io lo cazzo lo prendo lo sgombro. Costiero. Beh, ascolta un attimo. Farò anche te. Prima voglio andare a Ingfell. Questo qui. Sgombro tigrato magari. Può essere? No, costiero mi segnava. Andiamo là, che ho un po' di roba da vendere. No, non è questo. Guarda che valgono poco. Allora, deposito di balenieri. No, questo qui ha... Là c'è la nostra amica. Mercato del pesce. Bene, non è molto. Cantiere. Sì, ho speso di più in riparazioni che resto. Vedete voi. Aspetta, però ci manca solo oceanico. Questo qui è... no, vulcanico questo. Costiero. Ah, eccolo qui, oceanico. Potrei però fare una robetta di questo genere. Disinstalla e lo mettiamo anche questo. Disinstalla. No, aspetta, no, ce l'ho già uguale. Questo qua devo mettere io, ecco. Siamo di nuovo poveri come la merda, però va bene, dai. Dov'è che potremmo... ah, rovine. Ah, qui c'è solo il mio magazzino, non c'è altro. Però io vorrei tanto sapere... attività e tavolette. Il commerciante sostiene che ci sono altre tavolette da recuperare. Vabbè, il commerciante, ma dove si trovano le tavolette? L'Affibia. Dovrei riconsegnare gli Affibia all'uomo di Midolla Minore. Facciamo una roba del genere. Questa qui la mettiamo qui alla stiva e anche questa. Adesso andiamo a Midolla Minore, ritorniamo indietro e ragazzi facciamo un po' alla volta perché no, porco due. Che per di... no, cazzo è per... a sto punto andiamo, vediamo se riusciamo a rancurare qualcosa, capirne qualcosa. Beh, sinceramente sto andando un po' a casaccio
perché non riesco a capire dove si trovano le cose, come vanno messe. Commerciante. Forse il pittore? Ah, la bandiera. No. No. Ci va. Ma scusa un attimo, c'è. Vabbè, lo sgombro, vabbè. Mi consegni la fibbia. È l'uomo di Midoglia Minore. Ma noi siamo a Midoglia Minore. Dove devo andare allora? Non è che ci sia altro, c'è. Pittore. Minchia. Ah. Chi la maligna? Ti pareva? Pagina successiva. Ah, ma ce ne sono tante, c'è. Cioè, volendo si può andare avanti. Facciamo rosso ruggine. Il scafo lo facciamo blu oltremare. Li rimettiamo a magazzino, cosa vuoi che ti dica? Cioè, non capisco, cioè, anche questo qui. Indirizzato a scaricatore. Vabbè. Al scaricatore di Midoglia. Ma dov'è il scaricatore? Cioè, quando è che lo rivediamo? Ah, ecco qua, il scaricatore. Ho un pacco per te. Ah, bello, vediamo un po'. Esami di porto le orecchie, ascolta il momento. Ora devo proprio andare, augurami buona fortuna. No. Ah, eccola la fibbia, non l'avevo neanche visto. Hai venduto? No. Ah, va bene.
Urlava e lanciava oggetto in acqua, rigettato il mare, gridava ripetutamente. Non li avevano. Mi ricordo che gli ultimi giorni prima che il vecchio scenico sparisse, che spettacolo orribile. Urlava e lanciava in acqua rigettoli in mare, dello stesso colore delle altre due cose là. Gridava ripetutamente prima che mi portasse ascolto. Ah, indossata come cintura da un bambino, tempestate in ogni sorta di genere, apparentemente senza uno schermo preciso. Fascia tempestata di diamanti. Commerciante. Magazzino, che cos'ho? No, voglio commerciare. Penso ai campi. Aspetta, no. Allora proviamo a metterlo qui un secondo. Poi prendiamo questo qui. Sembra combaciare. Ah, ci manca l'ultimo pezzo qui. Trovo. Allora io andrei intanto andiamo a mettere a posto. Allora signori, andiamo qui, poi mi fermo perché a parte che sono le 6 di sera, non mi comoda. Partiamo direttamente. Partiamo direttamente all'alba. Che per di qua, giusto? Spiaggia storta, penso sia l'unica che ci manca. Beh. E ci sono dei relitti e basta, giusto? No, c'è qualcosa di prezioso invece. Monocolo rotto. Giusto.
Ah, sgombro. Cos'è questo? Muggine grigio. Abbiamo trovato un nuovo tipo di pesce. Anzi, andiamo avanti. Se no non arriviamo più. Qui cosa abbiamo? Sempre il muggine. Sì, sempre il muggine grigio. No, è più... Aspetta, di c'era un'altra cosa. Questo qui è nuovo perché non l'ho mai... infatti, sergente maggiore. Intruso vorticoso. Intanto aspetta, qui c'è un'altra bottiglia. Cos'è sta? Canna del mortaio. Allora, intanto andiamocene. Qui c'è un'altra bottiglia da leggere. Però io voglio... ma siamo proprio... no, devo tornare indietro per di là. Per di qui? Dovrebbe essere qui dietro. Ah, eccola qua. Abbiamo fatto la nostra simpaticona. Eccola qua. Mercato del pesce. Cantiere. Sì, abbiamo una giustatina. No, niente di giustatina. Però questo qui lo mettiamo a magazzino. Va bene signori, allora io mi fermo qui. Intanto mi riposo. Come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, di lasciare un bel like, di commentare, condividere e soprattutto di iscrivervi al canale. Vi chiedo ancora una volta di darmi una mano con col magazzino, perché il magazzino, vedete, dov'è il magazzino? Attacca. Il mio magazzino, eccolo qui. Se mi dite dove avrò messo il cane e gli altri due oggetti qui, così il carillon arrugginito e anche la cintura qui. Se mi dite gentilmente dove va messo, non ne ho la minima idea, e dove posso trovare anche l'ultimo pezzo qui. Se qualcuno ne ha una vaga idea, lo ringrazio. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.